Sindaco Resto, insieme per superare le nuove sfide, questo è il titolo di questa edizione del convegno sul turismo, edizione un po' anomala per forza di cose, quindi in parte in presenza, in parte in streaming. Quali sono i messaggi che lei ha lanciato come amministrazione e quali invece i messaggi che ha accolto dai partecipanti al convegno? I messaggi che ho colto tantissimi e comunque un grande desiderio di lavorare in rete, in squadra per far crescere la nostra comunità. E quindi l'appello che io ho lanciato è stato accolto, il lavoro che ci aspetta sarà importante e fondamentalmente avremo bisogno di un cambio culturale importante. Il Covid-19 ci ha portato ad una modifica e anche ad una accelerazione di questo cambiamento e noi dobbiamo interpretarlo, gestirlo e soprattutto dobbiamo trovare il modo che il turismo sia una risorsa trasversale per tutta la nostra comunità, salvaguardando i posti di lavoro, creandole di nuovi e supportando le aziende. Paolo Bertolini, presidente del Parco Turistico di Cavallino Tre Porti. Sono stati presentati anche dei dati interessanti oggi da Enit. L'Italia rimane un paese nel quale il turista vuole venire. Cavallino Tre Porti in particolare si è speso tantissimo durante quest'estate per attrarre ospiti e anche per farli sentire in sicurezza. Da qui in avanti però cosa ci si aspetta per il turismo di questo territorio? Io come spesso dico sono convinto che questa sia una parentesi, che quindi come l'abbiamo aperta la dovremmo anche chiudere. Forse non proprio nel 2021, il 2021 sarà un anno in cui dovremo prestare senz'altro ancora molta attenzione, ma ci siamo abituati, abbiamo lavorato bene durante tutta l'estate 2020, i risultati ci sono stati e siamo convinti di poter riprodurre quello che abbiamo creato. Penso che si sia avviato un percorso un po' forse indotto, costretto dalla situazione emergenziale, ma che ha portato tutti a fare squadra, ma squadra seriamente, non sono a parole, squadra seriamente. Questo sarà quello che farà la grande differenza, perché Regione, Comune, ASL, abbiamo sentito tutti quanti come hanno collaborato in modo molto stretto e quindi credo che con un sistema così senza dubbio la stagione 2021, con un pizzico anche di fortuna, potrebbe essere una stagione non proprio all'insegna della ripartenza totale, ma senz'altro con degli ottimi segnali.